Entro l'autunno il Liceo Classico e Linguistico Eugenio Montale di San Donà di Piave si vedrà dotato di 16 nuove aule per gli studenti, dotate di moderne tecnologie, oltre che di una palestra che potrà essere utilizzata anche per pubblici spettacoli. I nuovi complessi troveranno spazio accanto all'attuale sede di Via Pralungo. Intanto non posso non pensare a quando 6 anni fa il Liceo Montale era distribuito ben in 4 plessi, con tutti i disagi che questo comportava per gli insegnanti, per la dirigente, per gli studenti. Finalmente, anche se ci è voluto un po' di tempo, stiamo raggiungendo un risultato importante: dare una scuola nuova, degna di questo nome, a uno degli istituti più prestigiosi di San Donà, per storia ma soprattutto per risultati. Ricordo che il liceo si piazza sempre ai vertici della classifica che Fondazione Agnelli stila sulla qualità dell'offerta scolastica. Un ringraziamento e un pensiero agli insegnanti che sono riusciti a lavorare in questo tempo con questi risultati in condizioni così difficili, e finalmente la possibilità per gli studenti di avere una vita più facile e anche un corpo più robusto, visto che una parte importante della scuola è rappresentata dalla palestra. L'investimento complessivo per le opere ammonta a 4,5 milioni di euro, di cui 3,5 messi a disposizione dal Ministero dell'Istruzione, cui compete l'operazione, e uno da Città Metropolitana per completare l'intervento, concordato con la Regione proprietaria dell'ente e con il Comune. L'amministrazione inoltre si è a sua volta impegnata a rendere accessibile l'area da Via Trento, realizzando un parcheggio allo scopo di facilitare l'accesso di insegnanti e studenti e di diminuire l'affluenza da Via Pralungo. Certamente è un valore aggiunto non solo perché facciamo una scuola nuova, ma anche per la tecnologia che stiamo inserendo all'interno di questo plesso. Si sta costruendo anche una nuova palestra che sarà sia ad uso scolastico che per le attività delle società sportive del comune di San Donà. Questo è l'esempio di come si sta lavorando in città metropolitana per quanto riguarda i nostri edifici scolastici. Un edificio, una scuola bene utilizzata non solo dà agli studenti la prospettiva di lavorare su un ambiente sano, ma anche certamente dà l'importanza dell'attenzione che noi diamo su questo.